Alessio De Gaetano, ancora lui, il classe 2003 con una splendida doppietta regala la prima vittoria del 2025 alla Nebros che al Vasi batte la terza forza del campionato, il Vittoria, e consente ai bianchi di Francesco Palmeri di portarsi in piena zona playoff. I locali ci provano subito e dopo 5 minuti reclamano un calcio di rigore per un tocco di mano in aria, ma il signor Colombo dice di no. Poi però è il Vittoria a rendersi minacciosa, prima con Esposito che da 0 metri sciupa l'invito di Ezzi, subito dopo con Dos Santos che di testa chiama K alla parata in tuffo e infine ancora con Dos Santos che sempre di testa da posizione vantaggiosa non trova lo specchio della porta. Bersaglio che al minuto 42 centra invece la Nebros quando De Gaetano approfitta dell'errato retropassaggio di Ezzi e dopo aver scartato Cirnigliaro in uscita mette in rete il pallone che spiana ai suoi la strada verso la vittoria. Per il classe 2003 si tratta della seconda rete in campionato. L'esterno d'attacco della Nebros si ripete anche nella ripresa quando dopo appena 28 secondi dal via capitalizza al meglio l'invito di Giaimo e col sinistro non lascia scampo a Cirnigliaro, facendo così Nebros 2, Vittoria 0 e per il 10 di casa è doppietta personale e terza rete nelle ultime 2 gare giocate. Il Vittoria non ci sta e al minuto 54 trova l'episodio che riapre la sfida quando il fischietto di Legnano concede calcio di rigore su Diogo e dal dischetto Dos Santos supera K col brivido, firmando così il gol dell'1-2 che gli vale come prima rete in maglia biancorossa. Gli ospiti vogliono il pareggio, ma la zuccata di Dos Santos al 64esimo e quella di Diallo al minuto 77 non sortiscono l'effetto sperato. Per la Nebros è la 7ª vittoria casalinga su 9 gare giocate, locali che rimangono imbattuti in casa e si portano al 5° posto con 28 punti, mentre il Vittoria viene agganciato in terza posizione dall'Avola a quota 31 punti.